ragazzi, e quindi eccoci arrivati al ristorante Zitreis. No, aspetta, non è nostra. Sì. Allora, e quindi sopra qua c'è il nostro hotel, dopo che ve lo faccio vedere praticamente. E questo è il ristorante, bellissimo. Guardate che bei fiori. Mi dai il telefono? A più tardi. Allora ragazzi, io non posso non inquadrare, io non ce la faccio, guardate che bellezza, ci rendiamo conto, una strapicata sta cosa, bella, Ma questa non è un'esposizione, qua si mangia, non sono finti, sono tutti veri. Bello ragazzi. In questo momento poi ho telefonato a mamma. Allora ragazzi, noi siamo lì con l'hotel, l'albergo a Vesuvio è questo qui. Quindi qua il ristorante che è straordinario. A più tardi su Telegarage Maledetto. Iniziamo con un piccolissimo antipastino misto, questo qua sono fiore di zucca con ricotta e questo qua non so. Ah, gli angolilli, pesciolini, frittellini di angolilla. Gamberi all'insalata con arancia. È buono quello là, gli angolilli, ti chiamano gli angolilli. Buonissimo. Adesso no. Oui, écoute. Je t'écoute, qu'est-ce que tu me dis? Io cerco sempre di prendere quando vengono questi qua a fare la musica, perché mi serve come sottofondo musicale, perché la voce è bellissima, la musica è bellissima. Poi ma ogni volta che riprendo sta sempre chi sta a parlare al telefono, ma come già fa? Mi distorce tutta la situazione, basta! Ehi, mo non è che sta facendo? Ah, meno male! Chi è Ricciardo? A più tardi, a un sarello ancora da tutto. Che ci va a Allora ragazzi, mi ero dimenticato di filmare. I pacchi di questi qua sono gli scampi. Gli scampi sono tutti afrodisiaci. Voilà, là. La mozzarella è arrivata proprio adesso. Namo? La mozzarella è arrivata adesso. Ok. Mettila, non ti Tu la veux preoccupare. toujours? Pas la peine. Ah? No, no, porto. Mozzarella napoletana. Voilà, guarda che bella mozzarella. C'è quella bella. Voilà, merci. No, questa non me la voglio perdere. Mais tu te rends compte, moi je me vois lui donner comment on dit, des justificatifs parce que j'ai fait une salle de bain, mais j'ai pas du Ha fatto un'operazione veramente fait ce complicata. que je veux. J'ai pas signé un contrat. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire Ragazzi, è rimasta Mais ancora s'il m'a mezza rien mozzarella. trouvé, Sto c'est pas de aspettando ma faute, moi s'ils m'ont rien il trouvé. consenso di Elio. Questa mezza mozzarella. Elio, la vuoi la mozzarella? Non. Ah, ok. Exactement. La mozzarella napoletana. Guarda, Guarda, che guardate questo effetto. Vuoi un po' di mozzarella? Arrête. Sicuro? Ok. Allora. No, sto facendo vedere come esce il latte. Il latte della mozzarella, guardate. Non è francese questa. È francese. Sì, pigliate questa mozzarella. Ça, c'est du mal de la France. Allora ragazzi, c'è la differenza o no? Ditemi quello che è. Ma io non posso non amare questo hotel. Che incredibile, che bello. Guardate qua che figata. Piscina. Con l'acqua che già sapete, già vi ho fatto vedere, guardate qua.
bellissime piante, tutte fiorite, piscina. Che figata, Gesù. Un po' la musica bella. Oh no? Scegliamo sembra gli hotel massiccio. Guarda qua, tutto bello fiorito, tutto... guarda. Che bello. Che figata. Che relax, ragazzi. Dovete immaginare che qua non si sente niente. Non si sente la città, Non si sente la città. Che bello. E poi è bello ritrovare pure tutti gli amici, che poi in fin dei conti siamo arrivati al punto di essere amici con tutti. Elio che si sta proprio rilassando e riposando. Che bello. Allora, e quindi vi ho fatto vedere adesso dove noi soggiorneremo. Una novità, non andremo a Ischia. Non andremo a Ischia, avevo pensato di far venire mio padre qui, però sapete, dopo le operazioni si devono fare sempre le visite e compagnia varia, e quindi è un po' praticamente un casino. Allora ragazzi, qua è proprio che relax, mi dovete credere come mi sento libero, che bello. Niente, quindi resteremo qua, non so cosa faremo tante altre cose. Ragazzi, a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Alla prossima. Che bello. Figata. Mentre questo è il benvenuto, perché poi noi siamo i clienti più affezionati. No. Tutti quelli di tutta l'era. Quando parliamo di clienti più affezionati sono i clienti quelli là che cazzano più le patate. A tutta l'era? A per mo'. Ciao. Allora ti metto la birrozza. Una Heineken. Buone queste cosettine. Stanno le patatine fritte. A più tardi, va. Doppia e callosa, la mozzarella napoletana. Prosciutto e nello. Basilico non lo vuoi? Peccato. Ti perdi il meglio. Questo è pure basilico di qui. Non è anche basilico comprato in mezzo alla strada. Che buono. Allora io cerco di farvi capire tutte le situazioni, no? Allora, date prima di tutto la mozzarella di Napoli. Questa è mozzarella, date. Più premi più esce latte, rimane sempre latte. È arrivata stamattina. Allora, però la situazione è boccone di mozzarella con un pochettino di rucola, il prosciutto, e poi fai così. È inutile commentare. Allora, quindi adesso aspettiamo un altro piatto, i paccheri credo. Tutto bene. Vediamo la fine del video. Abbiamo messo un po' di margherite all'orecchio. Posso? Visto la mia margherita? Hai visto la margherita? lei Roma non l'ho vista. Che margherita? All'orecchio. Margaret. La margherita. La margherita. La margherita. Margherita. La margherita. Stiamo a Napoli di la margherita. Quando stiamo a Parigi di la margherita. Mi Romano quanto è bella.
ispira tanto sentimento. Allora ragazzi, si è scaricata la batteria della telecamera. Voilà. Forse l'ho rimasta accesa nel marsupio. E non inquadro i personaggi, non vi preoccupate. Da te ce lo possiamo, è un onore. Allora ragazzi, qua si può fare anche il massaggio, eh? Certo. Oggi ci sta un po' di vento, ok. Però comunque, Però ti aspettiamo sempre nella botte di vino. e qua abbiamo tutti i collaboratori, sono persone straordinarie, già avete tutti i video, tutte le situazioni, quindi vi raccomando, fate anche massaggi, il Dream Massage. Me lo ricordo. Voilà. E qua lo riconoscete dalla situazione troppo fresca. Bagnate qua in queste splendide acque, il massaggio là, il ristorante là e poi venite qua, andate da altre parti e vi faccio vedere una terrazza a completo fiorita. Mi dovete scusare ma è finito la batteria, è una cosa che mi dispiace tantissimo. E vi faccio vedere questa terrazza che voi conoscete nel periodo praticamente invernale. Mi danno un quadro che stanno le persone a mangiare, però guardate qua, cioè guardate qua, o no? Tutto fiorito, tutto il panorama su tutta Napoli. Beh, insomma, che possiamo dire? Possiamo dire qualcosa? Ci sta qualcosa da dire su Napoli? Allora, questa qua è la sala che abbiamo fatto l'anno scorso, nel periodo di Natale, abbiamo fatto il Capodanno lì. Guardate qua, guardate. Oh no? Ho avuto anche il piacere di conoscere il bravissimo chef. Bello, eh? E la sala questa qua sicuramente staranno preparando per fare qualche matrimonio. Guardate che giardino, guardate che bello, e questo è Napoli, guardate qua. Venite a cadere per fare una bella fotografia. Bah, cazzo volete di più? Quindi logicamente dopo queste bellissime passeggiate che abbiamo fatto nelle metropolitane ci prendiamo logicamente un po' di sole e quindi mangiamo. Mi dispiace del movimento ragazzi, però purtroppo non è la telecamera, è l'iPhone. Guardiamo anche in modo molto rapido e veloce. Questa non è una terrazza, questa non è una terrazza, guardate qua. E arriviamo fino ad Elio. Vai, che stai mangiando? Una birra e qualche patatina. A me che è? Campari? Noi non prendiamo come l'ancora. Sentite ragazzi, noi abbiamo da fare. Quindi alla prossima, va? Mangiamo qualcosina, ci prendiamo un po' il sole e oggi andiamo da mamma. Voilà. Ciao ciao a tutti, alla prossima, non so cosa faremo, non so cosa diremo, non so cosa faremo. A tutte le ore.